a tutti. Sono felice, sono orgogliosa di essere qui, in primo luogo come donna, poi come persona e poi come donna della Circola nel cinema Lischi, che da sempre ha aderito alle forme del Pride e alle battaglie della comunità LGBT. Sono felice e orgogliosa di essere qui perché noi donne femministe, nella nostra soggettività femminista, lesbica e non lesbica, perché a noi non ce ne frega niente di questo aspetto, di essere qui in questa grande manifestazione. Da anni abbiamo combattuto in prima persona, sulla nostra pelle e anche come Circola, per difendere i diritti della comunità, perché da sempre crediamo che i diritti si sommano e non si sottraggono, e che quando togliamo dei diritti anche ad una sola persona, anche a un solo cittadino, li togliamo a tutti. Brava! Siamo felici di essere qui perché crediamo nel valore altamente libertario e sociale e politico ed emotivo del Pride. Siamo qui perché chiediamo una volta per tutte alla politica, da intendersi come polis, di combattere per i diritti di tutte e di tutti, perché non siamo cittadine e cittadini solo per pagare le tasse. Crediamo ancora che tutto ciò che esiste in natura è naturale, e nel mondo e per l'amore del mondo esistono lesbiche, gay, trans, bisessuali ed etero. E concludo dicendo, ridendo, che noi le cose le diciamo con la musica, con le immagini, con le parole e non usiamo armi. E ridendo diciamo, l'avevano previsto anche i Maya nel 2012, vogliamo tutti i diritti! Scusate, l'emozione mi ha fatto dimenticare una cosa che è importantissima, perché qui con noi oggi anche il centro di documentazione delle donne di Cagliari, luogo storico in tutta Italia nel femminismo italiano, e con questo e per loro diciamo stop femminicidio. Stop il sessismo causato dal patriarcato ed ogni forma di categoria. Perché noi siamo contro tutte le categorie, perché le brave ragazze andranno in paradiso, ma quelle cattive vanno dappertutto. Adesso si avvicinano Doloretta e Roberto del collettivo Reshift.